buon pomeriggio con Umberto e c'è anche Tobia. Siamo dietro casa mia, fa anche rima, quindi buona domenica a tutti. Avete visto che il 4 maggio rientreremo a pieno, gradualmente, quindi stiamo a casa ancora, teniamo duro ancora questi 15 giorni. So che per tanti è dura, ma seguiamo un po' le indicazioni anche perché non possiamo fare altro. Poi dal 4 maggio speriamo le cose si tornino, no? Non potremo baciarci, magari sai con la mascherina dice c'è mustato, tira le mascherine, beh, torna a mettere le mascherine, che è la mia ora, è una roba veramente. Anche oggi domenica piccantina, barzellettina piccantina, Casa Galax. Berto, non scapparmi, ecco Berto, siamo qui, guardate che location, dietro casa mia, Ruscellino. Ecco, perché poi c'è un'altra cosa da dire, voglio farvi nervosire. Aprile, marzo spettacolo, aprile spettacolo, dal 4 maggio pioggia, diluvi, eccetera, eccetera. Speriamo di no. Boh, comunque, barzettina vergognosissima, piccantina, allora c'era, senti, questi due pulci, questi due pidocchietti, sai che si trovano, così c'è stato, beh, non l'è mato. Un disastro. Problema di bronchite qua, adesso non parliamo di corona, ma bronchite è una roba qua, tosse, raffreddore, no ma scusa, perché? Tutto l'inverno ero in un baffo di un motociclista, è lasciato aia, frete, no, un disastro, no. Ma non tu capisci snue? Perché? Ma devi fare come faccio io. Vai in un centro commerciale, scala mobile, ti metti lì, quando passa una ragazza, una signorina, no, con la gonna, ti lasci andare, tac, e vai in quel posto caldo, umido, bellissimo, e lì tu sei sapuè. Porca miseria. Grazie. Si ritrovano la primavera dopo, allora com'è? Allora com'è andata? Peggio dell'anno scorso. Aerosol, bronchite, antibiotici. Ma tu faccia che te... Mai fatto. Sono stato lì a Cittafiera, messo lì sotto scala mobile, prima lì no, salita, è arrivata una ragazza, io mi sono lasciato andare, tac, un spettacolo, come te. Ma allora, che è succeduto? No, bene, ma una settimana dopo mi sono ritrovato nel baffo del motociclista. Signori, un saluto, grazie, buona domenica, Casa Gala. Ciao, ciao, ciao.